Su saluto meu a tutti voi, quando in tremidas de pianto in s'anima si desse d'un canto, allora scorgo di un petalo la danza, mentre s'adagia in un soffio di vento, come se fosse la guida del suo tempo, quando si segue il sorgere del sole o l'imbrunire che ammalia d'incanto, allora scorgo sa danza e sa sparaulas che mudesa si frezzano in coro e a voisi de amicade su saluto in de oro. Disinteglia, Raquel Falchi, buongiorno a tutti, su entro non manca ma cuoi e quindi sono pregiato, disinteglia, dei via e dopo noi che mi fai piacere in meda a Cristianai oggi da Raquel Falchi per un montone di motivi, però non per Cristianai meda, ad Cristianai issa. Poi sono proprio dei volte quando si presentano i libri su questioni antisatros, e autori, e autrici, che si vede qualcosa di mai, non te nessun tempo che tu vai. E usa cercare di mangiare la cesina. Anche per la lingua abbiamo scelto di essere bilingui perché c'è qualcuno che magari non è sardo, non per cattiva volontà, ma non conosce la vita sarda e quindi noi vorremmo coinvolgere tutte in questa mattinata che mi auguro sia di grande emozione, come di grande emozione sono sempre gli interventi e le poesie di Raquel, perché mi piace particolarmente parlare di lei oggi perché nel tema del festival di quest'anno, il viaggio, credo che Raquel rappresenti un esempio di un viaggio sicuramente geografico, fisico, ma di un viaggio dentro l'anima che lei ci regala ogni volta con i suoi versi. E perché anche per la scelta fatta stamattina non si è affrontato il tema dell'identità, o meglio si è affrontato, ma siccome, come diceva Marcello Marras stamattina nel bellissimo intervento, è un tema troppo complesso, troppo che ci coinvolge, quindi però io oggi vorrei dire che Raquel ha scelto di essere, perché poteva scegliere altro, cioè no? Lei ha scelto di essere sarda, qui forse i geni non c'entrano nulla, magari la genetica non c'entra nulla, magari c'entra l'anima, quello è diverso, perché lei stessa dice io credo di essere la reincarnazione addirittura di una donna sarda antica, proprio per quello che la lega a tutto questo. E anche per la scelta che va un po' nelle indicazioni di un nostro grande Ciccitu Masala, che lui dice me l'ha suggerito Tolstoi questo, no? Se vuoi essere universale parla del tuo villaggio. Raquel ovviamente non parla solo del e se vuoi essere invece provinciale parla del mondo, di quello degli altri. Lei invece sceglie, fa delle scelte precise e non solo dal punto di vista letterario ma anche nella sua quotidianità, no? Lei utilizza la lingua benissimo, ma anche come lavoro tu hai scelto di fare questo. Noi l'abbiamo seguita da tempo nei concorsi letterari in lingua sarda perché ci aveva colpito, come ha detto Luca prima, la sua padronanza e questo lessico poetico anche nel parlare, non solo nello scrivere. E quindi ecco, per tutta questa lei ha partecipato, vinto, è stata premiata in tantissimi concorsi letterari in lingua sarda, quindi oggi credo che avremo modo di vedere anche dall'altra parte, dalla sua parte, come tutto questo è nato, come si è sviluppato, come dentro di lei ha operato dei cambiamenti. Cosa canta Raquel? Raquel canta quello che tutti i poeti del mondo, in qualsiasi lingua, in qualsiasi tempo, cantano. L'amore, la solitudine, la morte. Il percorso
è l'anima femminile, e questo particolarmente io vorrei proprio mettere l'accento oggi su questo, perché lei nelle poesie, poi ne leggeremo qualcuna, questo proprio lo rende evidente, si legge spesso anche quando lei non lo dice, chi sono le sue, chi sono state le sue ispiratrici, la mamma, le zie, i discorsi che lei porta a casa, porta nel cuore e poi nella sua cameretta da libera tutto questo e ne fa poesia. Quindi questo è meraviglioso, è una posso utilizzare il termine terapia dell'anima, perché la poesia anche questo è, ma facendolo per lei lo fa anche per noi, perché lo legge per gli altri. Quindi io vorrei che lei, proprio perché la madre, che è la madre fisica, ma è anche la madre a cui tutti noi ci ricolleghiamo per essere, quindi la madre è anche la poesia, non solo la madre sua, la madre che l'ha cresciuta, perché poi ne parlerà lei certo ha un'esperienza diversa rispetto a quella di chi in Sardegna è nata, perché lei in Sardegna ci è arrivata. Ma quello che Rachel dice per la propria madre, sia quella fisica ma anche quella spirituale, tutti quanti noi possiamo sentirlo come brivido, perché la poesia opera una sorta di magia. Non è che chi ha scritto è come potevamo noi cantare col piede straniero sopra il cuore, l'ha scritto solo per gli italiani di allora, l'ha scritto per tutti i popoli che hanno un piede straniero sopra il cuore. Uguale nella poesia di Rachel, quello che lei scrive, questo amore veramente grato, riconoscente nei confronti della madre, a tutti noi poi ci mette in una condizione di riflessione rispetto a questo tema. Io vorrei che Rachel tanto ci leggesse questa poesia. Iniziamo dalla poesia per la madre, perché, ripeto, la madre, ma anche la madre della poesia. Domani ci sarà qui un incontro sull'ultimo libro scritto da Paolo Pillonca, O bella musa, ove sei tu, dove lui proprio argomenta perché anche la poesia maschile nasce dalla madre, dalla donna, dalla femmina, perché è la madre che canta la mia nanna, quindi anche la poesia dei maschi, Antonio Maria mi dispiace, ma Savuro nasce dalla mamma. Quindi iniziamo con l'amore per la mamma, se Rachel ci vuole leggere la poesia, a pagina 68. Farfaruzas de tempus, lasciami che guare, s'intrada e su sole, cosa pasigan, samuidas de sadire, in doloro disezzisi, intra ombras abanderadas, a cruzare su pensamento mioso, filonzanos de anneu, a colzon mie, disezzisi. Che in tue miglioltasa s'anima mille golisi solovrada e de lagrima su goro t'infundo. Candoma franzas con pilos de bratta e sonada una ninnía e parete chidendes in dunamento su cantigue mele chi dorrada in coa e suento de duhura sa vida mas anghiriado, si cuja que rende dolimas e tribulias, campuras de visoso, inojoso, tirugione. Tocca dare gelzo, a Sadomo e unzigiana, prochidone nattie, si dados de vaghe, die solianas, giulare lo scherzo, angelo sergiante. Esas ombras de su ser,
smutas, tue è vero. Voglio bussare alla porta di ogni fata, perché donino a te tesori di pace e giorni lieti. Li voglio chiamare angeli e fate. Nelle ombre della sera, quando mute parliamo, tu e io. Ho letto gli ultimi versi in lingua italiana, giusto per dare un'indicazione di questo sentimento che Raquel ci porge. Ma andiamo avanti, io toccherò tre argomenti, chiamiamoli tre sentieri, tre morisi che Raquel nella sua poesia tiene molto stretti, e poi lascerò la parola a lei. Non so se magari c'è poi il tempo anche di fare una chiacchierata con il pubblico, perché sarebbe interessante. Un'altra cosa, ecco, l'amore. Anche oggi si parla d'amore come ieri, o sarà che ci piace, che abbiamo necessità di parlare d'amore. Raquel canta anche l'amore passionale, l'amore per il proprio amato, per che la propria femminilità incontra, e canta anche un amore in assenza, ma l'amore probabilmente, come dice, anzi sicuramente, come dice Gibran, l'amore basta a se stesso, e quindi Raquel canta l'amore a prescindere. E vorrei che di questo tipo di amore tu ci leggessi Affranzami, pagina 88. Un riso lassami in sugoro, o esos visos son fuoco studatos, quando mi chido robata rinerasa, e manculido salveschi da nida, così scutta, quando dimos a vida. E si vinghirias tue, con affranzos de lughe, manco un tunciu dais animam dessidi, si mudesa trazzo su vesui una rughe. Quando ad ammorrere s'apromissa in un ammentu, e dai su tempus ma può intendere cansida, non ti chi fecese, come ente vozza in suentu. Quando s'apromissa ad ammorrere in un ammentu, e un lugarigno lassami in su coro, lido salveschi da nida, si avvolsa l'udimo col falcano e sa vita. E una carezza lasciami nel cuore, perché nemmeno m'accorgo della splendida aurora, quanto a volte temo questo mistero della vita, perché è quel mistero che ci rende così fragili, ma che ci rende anche così forti. E ripeto, tocco velocemente alcuni, e non vorrei fare riferimenti, perché con Raquel abbiamo parlato di questo e quindi tiro dritta, però uno lo faccio, che è quello del poeta greco Mimnermos, che ha cantato tanto, ma se ci sono giunti solo alcuni frammenti, ma è uno di quei poeti che si ricorda per aver cantato la caducità della vita umana, dell'esistenza. Tu lo fai splendidamente, ieri mi dicevi, senza riferimento a alcuno ad altri poeti, e quindi però è interessante per mostrare anche che la poesia, posso usarlo un verbo brutto ma moderno, se ne frega del tempo, dei riferimenti, delle letture. La poesia ritorna, è come l'amore, per i fatti suoi, e quindi è tornata a te con lo stesso argomento, chiamiamolo così, per cui
Nermo, anche se per alcuni frammenti è giunto fino a noi ed è rimasto nella storia e nel tempo, e quindi io vorrei che tu ci leggessi una poesia che riguarda questo tema. Scegli tu quella non ho scritto il titolo, di pagina 78, di pagina di 106 o di pagina 80, vedi tu, spero che tu ti sia preparata delle cose. Forse ho sbagliato a scrivere. E ti sigo dentro, ma invece accudende esce manzano, soi fazende un gonto, un aumento, un mosso de tempuso, con son monte sanniccada e cadaento, certo anderes e cuzonese, ue saleno e sasolle se cuvato, ue misri a meriada, un isleddo ambrato, in tunciu che nasono, doli mase solidate a pogosido, a simbola in bola, perima lo scoros e balsaniasa, sutta esumescios de guerrasa, pissicos addiase, sutta la luna magialza, chiede. Sonana trinitos de anzonese, insugiata e un sentito, prochire cuana upas de canto, lunes de oro, accudende esce su manzana, tra perde bisos di pantoso, e deo risetto, di pera fulane, provi su goro, nuottate de sapalesa, e un zi di moria, si dischida, mezzana. ma poeta, poetessa d'amore, di tempo, di storia, ma anche poetessa di modernità, perché tu vivi questo tempo, queste giornate in cui sempre per citare l'intervento precedente, perché sono stata attenta e non sono mai che mi mettiate il voto, Antonio Maria raccontava di queste tre ragazze che sono andate a sentire un concerto, una serata su un tratto, e che erano lì con i telefonini a dire, a parlare. Nella sensibilità di Rachel, anche questo occupa uno spazio molto ampio, cioè dove stiamo andando, questi nostri giorni, cosa ci offrono i ragazzi, che cosa hanno e che cosa possono apprendere di questi telefonini, di questo mondo virtuale dove comunque tutti si possono nascondere. È vero che probabilmente abbreviano le distanze fisiche, ma le distanze spirituali probabilmente le aumentano, perché non si riesce a parlare e a comunicare veramente con su visione mai. E io vorrei che lui stessa sta lì giù, sta a pagina 98, che mi pare che stiamo proprio di gusto. Su dentuso trazzasi pera e rughe, come chi mira da in tanca moderna serenzia andende a pesarue, una lascima intendo e ponzo in coro, signoscio a cudas manifidese che in su disterro vidundana bromissas e trigo, cusamento de una merede domo leo e arribo una lascima in su coro. O in die canto a fico a sa tecnologia, foghile sparene sa ventanas virtualese,
quando che furana faeddo scarralese, non sende fatto a carazzas d'estivasa, pro me cantare se sentidos e bantoso, e fora pare s'indagattana mira cantoso, tempus iliera solles e perasa, pro chi dà sa fide sa pazienza, dai puntido, culto murro, chi silenzia, da compramodo vestito. Leggo un frammento in italiano. Oggi quanta attenzione alla tecnologia. Sembrano focolari le finestre virtuali quando rubano i discorsi tra i fari, inseguendo maschere di amori per barattare sentimenti di luce, e separati se ne trovano. Guarda quanti. Ecco, io vorrei chiudere questa prima parte proprio con questa riflessione, ma non vorrei chiuderla con questa immagine, ecco, di un mondo virtuale, vorrei chiuderla con la speranza, questa prima parte. Abbiamo fatto l'inverso di quello che si fa a scuola si inizia con la biografia, noi abbiamo iniziato dall'opera, perché secondo me è la cosa più importante, e poi adesso parleremo anche della biografia, però vorrei chiudere con una poesia che apre alla speranza, nel senso della consapevolezza di quello che oggi vediamo, ma che speriamo che possa, e siamo certi che possa cambiare. Ci vuoi leggere Iskintidas a pagina 18? Mamma, a luidese su mundo branghende, in culla caminera de diesi scurosasa, e fiatato ampuro su musco e sarosa, de mi chintidde vratta mi so indinarida, a saluna furende uno zinno e magia. Iglia ossada, in salvenarzu grogu de gustos temposo, che ha nichidatu su vele sobbentoso, che ande lua sagarre approndato. Ma cusu coro mi l'intendo, in siperio de bisos isaporiatoso, in culturo calzo e settoso, e de lizus furatoso, e con me gustichezzo. Quando mamento e mudine mi servana, tu sapare e furia desaera, e sociata penso a un'ichintiglia impera. Castiai come ti dorrada, e questa è un'altra poesia, non è stato il primo. Privo di senno sento il mio cuore nell'osservare sogni sciolti, in questa rupe di attese e di gigli rubati. E con me ti voglio, quando i momenti di silenzio mi braccano, quando la pace volta le spalle al cielo e spalanco il mio sguardo ad una scintilla di speranza. Dopo te tempo su moi devai commentennai è un viaggio più approfondito sulla poesia di Raquel, per vedere come tornano queste sue immagini, poesie anche diverse, come il suo canto sia unico, quindi questo è un segno di grande creatività e di grande fede in quello che lei fa, però non c'è tempo. E tanto ho aggiunto questa altra cosa che sta a parte essere una brava poetessa premiata nel concorso letterario, come te un aurima, è una vinta da puro esponiti, è una con sa lingua, con sa cultura e con suo coro, doiero ogni altro, quindi non è una di cose che nanta e non fai. E questa cosa, una delle cose più belle che a me mi piace di Raquel, mi piace da noi, a Raquel non ti devi per i concetti di sarda, a me da sardo, e ti si spari per i concetti, ci devi pensare.
E moi la sao che stai a Isa che si conta trovago sa vita sua e poi io sa seguire con anche una domanda che io che partecipai io sa puro l'incontro è aperto. Tanto, innanzitutto torno grazie a Anna Cristina per questa presentazione manna che mi ha fatto, per tutto il suo pensamento su chi è nato, sopra me. Deo vi saluto d'ora con coro manno, per abito sattottosu, e abbiamo deciso di parlare bilingue, e quindi un tanto che poi sì, unico in sardo e unico in italiano. Come nato due, anticipa una cantedu, nascita in India, sono nata in India e avevo 10 mesi quando sono stata adottata dai miei genitori che sono sardi, siamo del Lugudoro, siamo zieresi, come sentite dico anch'io siamo perché avevo solo 10 mesi per cui è come se io fossi sarda nata qui insomma. E da dove nasce la mia lingua, la mia parlata, il logudorese e il zierese? Nasce dalla famiglia, perché io ho avuto la fortuna di avere una famiglia che ha conservato la lingua sarda. I miei nonni si erano trasferiti da Ozieri a Sassari, però giustamente hanno continuato a parlare in sardo in casa, non proibendo ai figli, cioè a mia mamma e ai miei zii, di parlare in sardo. Per cui insomma questa è stata una grande ricchezza perché io ho potuto respirare in casa la parlata orzierese e poi col tempo insomma sin da piccolina ho sempre scritto, ho annotato le mie esperienze quotidiane, i miei dolori, i miei tormenti quotidiani e da lì è nata la passione per la scrittura. Ciò che diceva Anna Cristina sul fatto di non avere dei punti di riferimento o di ispirazione poetica nasce proprio da questo, perché la scrittura è nata con me in maniera proprio naturale come una terapia, una valvola di sfogo nel momento in cui non sempre puoi alzare un telefono e puoi trovare dall'altra parte qualcuno che ha voglia di ascoltare, no? I tuoi tormenti, i tuoi dolori, anche a volte le